domani che sì, Capriccio. perché parti prima, arrivi dopo. Allora, i 27 sopravvissuti al naufragio stanno bene. Ovviamente stanno bene perché sono stati soccorsi da una nave della Guardia Costiera con a bordo il personale del Corpo dell'Ordine di Malta, personale sanitario, che ha praticato loro tutte le primissime cure per poterli salvare. In particolare mi riferisce il nostro medico di bordo, che hanno avuto la fortuna, mentre cercavano superstiti, no, di trovare addirittura 2 persone che erano ancora in vita, per cui è stato per loro un'enorme soddisfazione, un enorme successo, perché l'abbiamo salvati da morte certa. Sappiamo ci sono bambini, donne, uomini, l'età? No, allora fra i migranti che sono a bordo non mi risulta ci siano donne né bambini. Mi risulta invece che racconti dei migranti riferiscano di tantissime donne e tanti bambini. Psicologicamente come stanno? Psicologicamente è un dramma, guardate, è un dramma non solo per i migranti, è un dramma anche per gli equipaggi, per i nostri medici stessi, perché insomma è sempre una frustrazione l'idea di salvarne comunque tanti, perché 27 persone sono 27 vite, no? Ma su una cifra così impressionante come quella che si suppone. Vi hanno raccontato qualcosa, come è andato il viaggio, cosa hanno vissuto? No, questi momenti è troppo presto per ricordare queste cose qua. In questo momento abbiamo dato attenzione più alle loro condizioni fisiche, ovviamente. Tra l'altro viaggiavano anche con delle salme fino a Malta, per cui questo non è mai una cosa positiva per i sopravvissuti, perché comunque hanno il contatto dei loro compagni di viaggio morti e anche un senso di colpa, perché loro sono sopravvissuti e gli altri sono morti.